Nome, Simone. Johnny, cognome, Cappelletto. uguale. chi è il padre e chi è il figlio, Direi che è chiaro. Lui è il padre, io il figlio. Carta d'identità non mente. età, Quasi 30. Il doppio, 61. squadra allenata, Under 13 Volley Treviso. Under 17, volley Treviso. in che squadra giochi, In Serie C all'Olimpo, a Quinto di Treviso. Non gioco più. ruolo, Banda. Ho giocato da centrale all'epoca, però qui centrale era un ruolo completo. cosa succede stasera? Giocherò contro la squadra di mio papà. Giocherò contro la squadra di mio figlio. No, allenerai la squadra che gioca contro quella di tuo figlio. Giocherò. È la prima volta che giocate contro? No, abbiamo già giocato contro quando giocavo al Sile Volley. Abbiamo già giocato contro luci ed ombre. Di solito chi vince? Io, quasi sempre. Lui, per forza, ha il doppio degli anni dei miei atleti. Johnny di solito dice ai tuoi di battere su Simone? Non è mai successo. Ho pagato una cospicua somma per fare in modo che questo non avvenga. Simone, sai già cosa ti terranno a muro? Se sono furbi, diagonale perché tiro solo quella, però vediamo. Poi a casa partono gli sfottò a chi perde. Non vivo più a casa, però di solito lo prendo in giro perché, ripeto, vinco quasi sempre io. Cerco di evitare di incontrarlo dopo aver perso. Per chi tiene la mamma? Per me, ovviamente. Certo, cuore di mamma. Il miglior pregio dell'altro. Miglior pregio che è umano, sensibile nei confronti degli altri. Ma di lui ho apprezzato sempre l'intelligenza, la È memoria. un pregio simpatico, è allegro, Vabbè, non adesso so, parliamo ma di un pregio che ho sempre invidiato a te, quindi. La cosa che più ti fa incazzare dell'altro. Allora, che più mi fa incazzare sì, che ultimamente gli è preso sta roba che se lascio le scarpe fuori dal pianerottolo me le fa trovare sull'ulivo. Un po' il disordine, ma naturalmente adesso che vive per conto suo sa cosa vuol dire, quindi Simone, quanti fratelli hai? 1. Christian. Chi è il cocco di casa? Tutti e due. diciamo che Christian è sempre stato anche il più piccolino, quindi è normale che magari su di lui fossimo un po' più permissivi, ecco. Qual è la raccomandazione che Johnny da padre ha fatto più spesso? Non sperperare i tuoi soldi, forse può essere. Simone, tu l'hai ascoltato? No. Chi è il più bello? Io, chiaramente. Lui Il più intelligente? Io penso sempre sì. Lui è una generazione diversa, forse più intelligente in tanti aspetti, un po' meno in altri, vabbè, comunque. Più permaloso? Io sempre. Ma lo siamo tutti e due, forse in questo un po' ci assomigliamo. Più bravo ad allenare a pallavolo? Penso che abbiamo due modi di allenare abbastanza simili, quindi forse lui ha molta più esperienza di me. Penso di avere qualcosina in più di esperienza, però lui è molto più bravo nei confronti dei piccolini. Simone, sei mai stato allenato da tuo papà? No, solo per qualche allenamento, però sono stato allenato da Diego Martino e questo lui non lo dice mai perché io sono una macchia sulla sua carriera, ma adesso lo dico io davanti a tutti. Diciamo che è stato allenato da molti allenatori del volley Treviso, io e Michele ce la siamo asciugata. No, Johnny, ti sarebbe piaciuto allenare Simone? no, assolutamente no, infatti, non mescoliamo le famiglie di queste cose qui. Chi è più social? Io chiaramente. Lui è super social, io sono veramente all'età della pietra. Manco Facebook dei vecchi c'ha lui niente. Pallavolista preferito di tutti i tempi? Potrebbe essere, visti i recenti avvenimenti, mi piace un sacco Micheletto, però se no Simone Anzani direi. Bernardi, Lucchetta, Toffoli, Idolo sportivo? Cristiano Ronaldo. Agassi. Squadra di calcio del cuore? Juventus, non sono un gran tifoso, ma quella. Io tifo Inter da quando avevo 4 anni, quindi sono veramente tifoso. Se non avessi scelto il volley, quale altro sport avresti scelto? Burracco, a quest'età mi sento di dire questo, sì. No, avrei fatto il calcio, anche il calciatore. Quanti scudetti ha vinto Johnny da allenatore? 3, 4. Quanti scudetti ha vinto Simone da giocatore? ma ho cercato di comprarmelo, ma non sono riuscito, perciò 0. Johnny, miglior piazzamento di tutti i tempi di Simone da allenatore? Primo posto regionale, ma non avendo una fase nazionale non può neanche essere messo in discussione. Ripetetegli la domanda, per favore. Perché? E cerca di ricordare. Pronostico per stasera? Secondo me vinceremo noi. Secondo me vinciamo noi, è sicuro, anche 3-0. Tocco.